La disciplina scolare era una cosa molto sentita. Se noi ragazzi trovavamo il nostro insegnante per strada, eravamo obbligati a salutarlo, a dirgli buonasera o buongiorno signor maestro. Se non lo facevamo, quando ritornavamo in classe ci riprendevano, o lo dicevano ai nostri genitori, e i nostri genitori qualche scappellotto non ce lo lesinavano. Questo era un rispetto massimo. Non c'era la ribellione di oggi, non intervenivano i genitori a picchiare gli insegnanti, però ci hanno insegnato a scrivere bene, in corsivo, non a stampatello come oggi, che poi non lo leggono neanche chi lo scrive. Sì, ma appunto gli insegnanti erano severi. Al modo giusto. Al modo giusto? Era al punto giusto. Non è che ti stavano lì sempre a picchiare, mai, no, questo non succedeva mai. Però picchiavi. Ogni tanto qualche scappellotto non veniva fuori. Solo scappellotto o anche altro? No, No? ciaffi. Ciaffi. La verga? La verga qualche volta serviva anche quella, ma più per minacciare che per picchiare. Chi usava le mani molto era Giannetto Salis, con la sua mano, con l'anello, il maestro Pud, buonanima, e anche il maestro Santoni qualche volta. Mi sembra di capire, prevalentemente i maestri erano uomini, non donne. Ma prevalentemente... Adesso ci sono Sì, quasi solamente donne. Sì, donne allora c'era la maestra Salis, che era la mamma di Baci Bonelli, la maestra De Logu, che era la moglie e la mamma no, De Logu, loro, che era la mamma di Celestana Lumbau, la maestra Sabino, che abitava in piazza Sant'Agostino, e la maestra Fanny Manu, che abitava in via Farina. Queste erano le maestre. E lei preferiva gli uomini come maestro o le donne? Noi preferivamo gli uomini, sì. In genere però c'erano le classi separate. Classi miste erano una rarità. Le femmine, tutto femmine, erano le maestre insegnate. La maestra Manu per esempio ha avuto sempre femmine, come la maestra Savino. Direttrice a quei tempi era la maestra Savino, Fanny Savino. E quanti eravate per aula? Più o meno. Non meno di 40. Mamma mia, non Sì. meno di 40. Il primo anno di scuola elementare 60 mi ricordo. I ragazzi che diventavano giovani dopo la scuola avevano pochi sbocchi per il futuro. C'erano botteghe di falegnami, di fabbri, sarti, contadini e la maggior parte dell'industria edilizia, garzoni e muratori, i quali dovevano sopportare dei pesi enormi durante la giornata, trasportando gaviassi, l'hanno fatto di legno e portavano la calce su ai maestri. E cantoni, i cantoni, sai cosa sono i cantoni? Ecco, i cantoni. Chi invece andava a lavorare in campagna doveva adattarsi alla zappa, dalla mattina alla sera quando rientrava a piedi, con la zappa in collo ritornare a casa a mangiare un piatto di minestra. Oppure altro che tirava la forgia tutti i giorni del fabbro. Oppure faceva il barbiere, altro mestiere. Oggi non c'è più, perché la politica industriale ha rovinato tutto. Alcuni lavoratori poveri, come i carrettieri che trasportavano merce, si fermavano in certi vendioli dove si vendeva il vino e mangiavano fave bollite col sale.
Fava a rivisare, come si dice? Fava revisare, col sale. E ce n'erano due o tre. Uno era in piazza Sant'Agostino, dove attualmente c'è il caffè di Valerio, sì, che era gestito da un signore che aveva una bella figlia, Peppina, vabbè, adesso non mi ricordo il cognome, che poi è andata a Roma quella ragazza lì. E l'altro era in via Tibula, gestito da Ziannetta Capigiu, credo che si chiama Sessano, vabbè. E andavano lì, una druggia di fava e un quartino di vino. Questo era il mangiare dei poveracci. Non solo, ma anche le famiglie che non avevano potuto preparare la cena perché la moglie lavorava anche lei in campagna a raccogliere olive o fare qualcos'altro. Ecco, a raccogliere piselli, fave, quella roba lì. Allora andavano lì e compravano tanti mestoli di fave per quanti erano in famiglia. Questo era il mangiare. Il pane lo vendevano nei negozietti in giro. Lì vicino a Valerio, sai, il bar Valerio, sai dove? Sì, sì. C'era un altro negozio, c'era Rosa Mazzone, ha voglia di vendere mortadella e ricotta. Mortadella e ricotta. E noi compravamo mortadella e ricotta, facevamo il panino mica con Franceschino Sensi, ancora già vivo. Ah, con questa companatico, mortadella con ricotta. Prendevamo un pezzo di guazza, ci mettevamo ricotta e mortadella, come era buono. Ed era buono. Era buono. Mio zio si chiamava Michelino De Sì ed era collocatore in piazza San Pantaleo, aveva il suo ufficio. I poveri contadini e braccianti che andavano a reclamare da lui per avere la giusta paga per il lavoro che svolgevano, erano assistiti. Mio zio sentiva le lamentele e chiamava il signor padrone, tipo, possiamo dire, Luciano Marginese, grande proprietario, o Sabino, il Sabino, e diceva, faceva questo discorso: signori, io non so niente, ho avuto una lamentela, vi mettetevi d'accordo, gli dia la giusta paga perché altrimenti io denuncio la questione alla federazione. Poi di lì vedete voi, i signori proprietari, per evitare una multa grossa, chiamavano gli operai e gli davano il resto di quello che dovevano dare. Questo era mio zio. E aveva una sola cosa, una debolezza per Mussolini. Chiunque entrava nel suo ufficio, schibilo, diceva: levati il berretto perché quello è tuo padre, rivolgendosi verso il ritratto di Mussolini.